Sorpresa! Non è vero che la crisi ha soltanto fatto chiudere le imprese. In Veneto, dal 2008 a oggi, sono sorte 18.000 start-up, un termine usato per indicare società dove sono in corso cambiamenti organizzativi. Sono insomma le figlie della terribile congiuntura economica, anche se non tutte ce la fanno. Infatti, secondo una rilevazione della CGIA di Mestre, nei primi 5 anni di vita gettano la spugna oltre il 50% delle nuove attività. Comunque, le start-up venete nel primo trimestre 2014, guidate da titolari e amministratori con meno di 30 anni, ammontano a poco meno di 18.000 unità. La provincia che ne conta di più è Verona, con 4.000 aziende, che stacca di quasi 450 unità la provincia di Padova. Le buone notizie non finiscono qui, almeno per l'industria veneziana, perché proprio oggi si è riunito il tavolo permanente per Porto Marghera nella sede regionale di Via Piave, che ha definito il piano di investimenti del valore di 3 miliardi di euro per la riconversione dell'area industriale. Ora sarà presentato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere approvato. Intanto il Comune di Venezia e la Regione Veneto stanno promuovendo le azioni necessarie a perfezionare in tempi brevi l'acquisto in blocco delle aree di proprietà Syndial, che consentirà di mettere a disposizione del rilancio di Porto Marghera aree industriali a prezzi competitivi.